Abbiamo i roster delle due formazioni, quindi il Cerdis Muzzane avrà il numero 1 Kevin Ponte, il numero 2 Edoardo Peressini, il numero 3 Riccardo Zanon, il numero 4 Luca Nastri, il numero 5 Cristian Zanon, il numero 6 Nicola Battistin, il numero 7 Tonino Accampola, il numero 8 Gianluca Migliorini, il numero 9 il bomber e capitano Filippo Fabbro, il numero 10 Alessandro Osso Armellino, il numero 11 Marco Moras, il numero 12 William Ferri, secondo portiere, il numero 13 è Alessio Codromaz, il numero 14 Antonio Candussio, il numero 15 è Cristian Mastracco, il numero 16 è Jacopo Grion, il numero 17 Andrea Borsetta e, come detto, giocatore di movimento, il numero 18 Simone Del Mestre. Di solito gioca in porta, oggi svolgerà funzioni da giocatore, vedremo in quale ruolo lo piazzerà il mister, che per questa partita, in sostituzione di Pino Vittore, che ha guidato il Cerdis Muzzane alla vittoria nel campionato conquistando la promozione. Poi, notizia della settimana scorsa, il mister Pino Vittore non è più l'allenatore del Cerdis Muzzane, sarà sostituito a partire dalla prossima stagione da Luca Lugnan, ex tecnico della ISM Gradisca. Un saluto, un caro abbraccio anche al mister Vittore, se ci sta seguendo in diretta streaming o in diretta differita TV. Ed ecco le formazioni in campo. Come detto, abbiamo già citato i 18 giocatori del Cerdis Muzzane. Vediamo la Gemonese, che ha in porta il numero 1 Tusini, il numero 2 Yuri Marcon, Omar Tusini è il capitano della Gemonese, il numero 2 Yuri Marcon, il numero 3 Massimo Zuliani, il numero 4 Luca Ursella, il numero 5 Matteo Casarsa, il numero 6 Alberto Persello, il numero 7 Igor Cagnelutti, il numero 8 il regista, il faro Petar Kalin, il numero 9 il bomber Marco Nardi, il numero 10 l'estro di Jonathan Tocchetto, il numero 11 la fantasia, la velocità in attacco di Alex Del Riccio, il numero 12 Emiliano Concin, il numero 13 Simone Bortolotti, il numero 14 Simone Collini, il numero 15 Marco Minisini, il numero 16 Lorenzo Venturini, il numero 17 Luca Scubla, il numero 18 Michael Mansutti. In panchina, al posto dello squalificato Pittilino, c'è Alessandro Brandi. Le squadre sono schierate anche con i ragazzi delle giovanili delle rispettive società in un eccezionale gemellaggio. La sfida Cerdis Muzzane contro Gemonese oggi è la quarta in stagione e dunque il bilancio fino ad ora è favorevole ai pedemontani, che hanno vinto una volta in campionato, poi hanno perso al ritorno, ma soprattutto hanno vinto a Manzano il 6 di gennaio la finalissima di Coppa Italia trofeo Diego Meroi. Quindi ci sta anche che Cerdis Muzzane voglia quantomeno pareggiare il conto, la sfida, il doppio confronto con i giallorossi. Cerdis Muzzane in maglia classica arancione con i numeri azzurrini, e mi faccio un in bocca al lupo perché da quassù già faccio fatica a leggere i numeri azzurrini quando siamo a Carlino, figurarsi qui quando siamo alla Dacia Arena. Siamo un po' distanti dal terreno di gioco, speriamo ovviamente di non eccedere dei ovvi strafalcioni che mi capiteranno e per i quali chiedo in anticipo venia a tutti i nostri telespettatori. La Gemonese invece ha la divisa speciale giallo tutta blu con inserti gialli e rossi, che sono i colori sociali della società del presidente Pino Pretto. Ci sono tutti i massimi dirigenti del calcio regionale, da Hermes Canciani a Claudio Canzian a tutto il consiglio direttivo, c'è anche Flavia Danelutto, ci sono ovviamente le dirigenze, c'è il presidente Gianutta per Cerdis Muzzane, c'è il presidente Pretto che è seduto addirittura in panchina al momento con la Gemonese, ed ecco le formazioni sul terreno di gioco. Andiamo a vedere la quaterna arbitrale, perché l'arbitro centrale è il signor Marco Balducci della sezione di Trieste, i suoi assistenti saranno Filippo Tortolo della sezione Bassa Friulana e Paolo Tricarico della sezione di Udine. Il quarto uomo è Duilio Venir della sezione di Udine. Un saluto e un ringraziamento e un buon lavoro anche alla troupe di Udinese TV che sta curando le immagini, quindi
da Andrea Simeoni, Alberto Tonizzo a Francesco Zilli in regia, Giancarlo Cerant in Galleria Antivari e Annalisa in emissione. Grazie ragazzi e buon lavoro per questa diretta. Ultima partita per quanto riguarda l'eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Tutto pronto anche per l'inizio del match. Mi sto prendendo qualche secondo per verificare anche chi siano i giocatori a scendere sul terreno di gioco. Dal momento che ci hanno fornito la distinta con tutti i numeri, ma senza la specifica su chi sia titolare e chi no. E dunque, eccolo il fischio d'inizio del signor Balducci che dà il via a questo incontro finale di Supercoppa. Qui alla Dacia Arena, Stadio Friuli, palcoscenico prestigioso che vede di fronte le due migliori formazioni, o quantomeno quelle che hanno portato a termine la stagione 2016-2017 mettendo qualcosa in bacheca. Il Cernis Muzzane ha vinto il campionato, mentre la Gemonese ha vinto la Coppa Italia, trofeo Diego Meroi, battendo in finale proprio il Cerlins Muzzane. E la Gemonese che fa la partita, questo è Simone Bortolotti, centrale difensivo che assieme a Alberto Persello forma una delle coppie più forti, più solide, più costanti per quanto riguarda il rendimento di questo campionato, e proprio grazie anche all'impegno, al talento, all'esperienza di questi due ragazzi, mister Pittilino ha basato il gioco della Gemonese, che dunque vede in porta Martusini, poi il numero 3 Zuliani, il numero 4 Ursella, poi Persello e Bortolotti sono i due difensori centrali. Ovviamente a centrocampo ci sono le geometrie di Peter Kalin e poi Carnielutti, Nardi, Tocchetto e Minisini a completare l'11 della Gemonese. C'è Muzzane che prova a lavorare un pallone, Nastri, ex giocatore Pordenone, Fontana Fredda, grandissima esperienza, grande talento per lui, pur essendo ancora giovanissimo perché è un classe 92. Sbaglia l'aggancio qui sotto la tribuna. Zanon, che adesso va in copertura su Tocchetto, attenzione a Nardi che coglie fuori posizione la retroguardia del Cernis Muzzane, un lancio che ha visto rapace l'attaccante pedemontano pronto a scattare in area di rigore. Gli hanno visto lo sì e no la targa i difensori del Cernis Muzzane e Marco Nardi piazza la zampata al terzo minuto portando in vantaggio la Gemonese. Colpito subito a freddo il Cernis Muzzane che, ricordiamolo, è in formazione ampiamente rimaneggiata. Gemonese che dà subito l'impressione di voler mettere in chiaro le cose. Attenzione però che c'è Fabbro, vuole rispondere immediatamente al colpo di Nardi. Bomber, chiama Bomber e il Cernis Muzzane si guadagna un calcio d'angolo nell'immediato ribaltamento di fronte. Movimento in area di rigore, palla arriva a spiovere a centro area, credo sia stato proprio Bortolotti a toccare per ultimo di testa e quindi ci sarà ancora un tiro dalla bandierina.
per i bassaioli del presidente Zanutta. Emozione anche per i raccattapalle che stanno gestendo i palloni che escono dal campo. Alto cross sul secondo palo, palla è uscita dal rettangolo di gioco e allora il signor Balducci decreta un calcio di punizione perché evidentemente ha visto anche un fallo a centro area. Si riprende con ancora il pallone tra i piedi di Bortolotti. Sulla sua destra è pronto Carnielutti, sulla quale c'è la pressione di Moras. Prova Tocchetto ad andare via all'avversario diretto, si porta la palla oltre la linea laterale. Jonathan Tocchetto ha vissuto anni importanti, esperienze di grande rilievo anche a livello giovanile, vestendo pure la maglia azzurra delle selezioni under, a riprova dell'enorme talento a disposizione del numero 10 della Gemonese. Carnielutti spedisce un pallone in avanti, ma stavolta è più attenta alla retroguardia del Charlis Muzzane con Cristian Zanon, che rivive il duello rusticano contro Marco Nardi, un duello che per chi ha seguito anche la Coppa Italia Trofeo Diego Meroi ha vissuto momenti di grande aggressività in campo e nel finale di partita con lo scontro fisico, verbale, dialettico e fisico tra i due giocatori, entrambi peraltro squalificati dopo quell'episodio in Coppa. Una belva, c'è anche il mister Pittilino proprio in piedi sotto l'arco dei Rizzi, dietro la panchina dei suoi, sta urlando indicazioni. Persello va in chiusura, prova a dargli fastidio a Campola, ma la Gemonese recupera il possesso della palla. Bortolotti con calma, non c'è pressione per gli avanti arancione, gioca sempre a 3 il Charlis Muzzane con Filippo Fabbro come punto di riferimento avanzato. Addirittura uno tra Moras e Accampola spesso e volentieri retrocede a dare una mano ai centrocampisti per non finire in inferiorità numerica a centrocampo. Gemonese però in attacco, Tocchetto ne mette un'altra in mezzo, a rimorchio arriva la battuta a colpo sicuro prima di Minisini e poi Ponte compie il miracolo, però con la palla che aveva già superato la linea di porta. E allora altro gol ancora con Nardi e la Gemonese nel giro di 7 minuti raddoppia. Il puntero pedemontano Marco Nardi ne piazza un'altra, seconda zampata dell'attaccante giallorosso, e Charlis Muzzane è in difficoltà sotto gli affondi della Gemonese, che al momento sta vincendo già per 2-0 e la partita è iniziata da meno di 10 minuti. Risposta del Charlis Muzzane, pallone per Filippo Fabbro che viene attaccato e atterrato, trascinato in area di rigore, chiede supporto del fischio dell'arbitro, ma il signor Balducci gli nega il fischio e quindi il tiro da dischetto. In quel caso altro pallone su Nardi, duello vigoroso con Bortolotti che non è uno che si tira indietro in questi casi. Tocchetto, va via ancora Jonathan Tocchetto, altro pallone per Nardi in agguato in area di rigore, stavolta però il Charlis Muzzane con il retropassaggio verso Kevin Ponte riesce a sbrogliare la matassa. Carnielutti
alza il campanile, ma la Nardi non ci può arrivare, ci arriva Tocchetto, altro break, Charlie Smuzzane, Ossermellino, galoppa, tenta il dribbling, ma si allunga troppo il pallone, non era male l'idea, sarebbe potuto infilarsi in un corridoio centrale direttamente per arrivare a tu per tu con Tusini. A Campola, arretrato su Battistin che mette un pallone interessante laddove però Pippo Fabbro non riesce a intervenire, arriva a supporto con la Nastri, ma Persello d'autorità fa ripartire la Gemonese da Ussella a Venturini, poi sbaglia il passaggio verso Nardi, sventagliata a cercare Moras si accentra, poi sterza cercando di rientrare sulla linea laterale, raddoppiato l'ex giocatore del Fontana Fredda, palla persa per Marco Moras. Prova adesso Charlie Smuzzane a spingere in avanti a caccia di gloria, sempre Moras contro Cagnelutti, insistita l'azione dell'attaccante del Charlie Smuzzane, Nastri la rimette in mezzo, Fabbro in agguato, il pallonetto su Tusini, interviene Bortolotti a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ecco, quando ho detto che Filippo Fabbro è uno dei principali bomber della categoria, se non probabilmente per numeri, esperienza e costanza di rendimento il migliore di tutti, questa azione l'ha spiegato, mai lasciargli anche 5 cm di spazio, perché in area di rigore non perdona al capitano carlinese. Colpo di testa di Zanon, non c'entra lo specchio della porta di Tusini. Dodicesimo del primo tempo, siamo già 2-0. La Cagnelutti in avanti, poi ancora una chiusura del Charlie Smuzzane, altra sventagliata in avanti, dove però in una zona in cui i difensori della Gemonese riescono a gestire la fase difensiva senza alcun tipo di pressione da parte degli attaccanti in maglia arancione. Cercato spesso proprio Moras, che pare il più vivace, oppure pare essere quello che ne ha di più in casa carlinese. È chiaro che però, passando praticamente sempre da lui tutte le azioni offensive della formazione di Casasola per la retroguardia pedemontana, è abbastanza semplice prendere le misure e chiudersi. Altro lancio, aggancio non benissimo di Ossermellino, e occhio alla Gemonese che riparte con Marcon sulla sinistra. Era una posizione irregolare Nardi, che adesso rientra davanti ai difensori. Tocchetto tenta l'1 contro 1, si accentra il numero 10, alto dribbling, contatto a centrocampo, fischio del signor Balducci che assegna un calcio di punizione ai giallorossi. Altro pallone in area di rigore, pericoloso, ma Charlie Smuzzane esce. Moras attaccato da Cagnelutti che gli sradica il pallone dai Garretti, e Tocchetto tenta l'azione solitaria nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, è triplicato addirittura il fantasista col numero 10, si porta il pallone oltre la linea di fondo, era quasi riuscito a sfuggire alla guardia dei tre avversari che gli si erano arroccati contro. In contropiede preso Fabbro, pallone che arriva innocuo dalle parti di Omar Tusini.
Adesso rallenta anche il ritmo della Gemonese, che non ha alcun interesse a accelerare, forte del doppio vantaggio che pone i giallorossi di Pittilino in una condizione di poter gestire il gioco a proprio piacimento. Tocchetto in avanti verso Nardi, ma Zanon impone l'alt all'avanzata giallorossa. Questo è un fallo in attacco di Fabbro, che si è liberato con troppa veemenza della guardia di Bortolotti. Carnielutti arriva incontro Minisini, che poi spedisce un pallone in avanti. C'è un fallo subito da parte di Venturini, attaccato alle spalle, e c'è un calcio di punizione sulla tre quarti, su un punto in cui soprattutto Kalin col suo destro telecomandato può spedire la boccia a proprio piacimento dove vuole. Ritengo che l'indiziato numero 1 per farsi trovare dall'altra parte dell'arcobaleno possa essere proprio Marco Nardi, ma c'è anche Persello che è salito per andare a staccare di testa. Pallone invece praticamente non entra nell'area di rigore, e ora c'è la ripartenza del Cerris Buzzane con Ossolo Mellino, che vede ottimamente sulla destra a Campola lo scatto del giocatore ex UFM Monfalcone, però è inefficace perché la palla si spegne oltre la linea laterale. Anche fosse stato Usain Bolt quel pallone a Campola non sarebbe riuscito a recuperarlo. Non era male però l'idea di Ossolo Mellino. Prova a reagire il Cerlis Muzzane. Una Gemonese che però, come detto, ha abbassato notevolmente i ritmi di gioco con 2 gol di vantaggio. Ora si chiude la formazione di Alessandro Brandi, sostituto oggi di Fabio Pittilino. Si chiude ed è pronta ad agire di rimessa in contropiede. È il Cerris Muzzane che deve attaccare a caccia innanzitutto di un gol che possa dimezzare lo svantaggio e poi provare a rimettere in equilibrio la partita. Moras, un paio di finte, questo è un fallo subito dall'attaccante carlinese. Il signor Balducci invece chiama solo la rimessa laterale, scatenando le proteste del pubblico di fede carlinese arrivato in massa qui alla Dacia Arena. Anche Zanon in area di rigore per dare un supporto ai suoi attaccanti. Il tiro sporcato, quasi Fabio riesce a intervenire, ma resta in pressione il Cerris Muzzane. Ancora Ossolo Mellino vince un contrasto, non il secondo, con Persello che spedisce la palla sui distinti centrali. Siamo al 19esimo del primo tempo. Nulla di fatto in questa opportunità e quindi si riprenderà con il rinvio da fondo campo per Omar Tugini. Persello avanza sulla destra la Gemonese, ma il Cerris Muzzane vince il contrasto con l'ottimo lavoro di Zanon, che poi si incarica della rimessa laterale. Poi persa malamente dai Bassaioli. E tocca dunque a Cagnelutti provare a rimettere il pallone in gioco. Si impegna ancora Cerris Muzzane con il contrasto vinto da Ossolo Mellino. Ci riprova la formazione della Bassa.
fiscale. Il signor Balducci impone un arretramento del punto di battuta della rimessa laterale, un paio di batti e ribatti, poi è Peressini che entra fallosamente sui piedi dell'avversario. Calcio di punizione per la Gemonese quando siamo arrivati al 20° del primo tempo e i pedemontani stanno vincendo 2-0 con doppietta di Marco Nardi, questa finalissima di Supercoppa in Friuli Venezia Giulia. Calcio di eccellenza che mette di fronte la squadra che ha vinto il campionato, vale a dire il Cianis Mussane, e la squadra che ha vinto la finale di Coppa Italia trofeo Diego Meroi. Non può esimersi qui dal tirar fuori il cartellino giallo il signor Balducci, dal momento che Battistin è entrato in ritardo sull'avversario. Quindi ammonizione per il giocatore del Cianis Mussane e calcio di punizione per la Gemonese. Bortolotti. Tocchetto ancora, va via l'avversario diretto, un furetto imprendibile, il numero 10 giallo-rosso. C'è un calcio di punizione per la Gemonese. Ho visto chiaramente il cenno di intesa tra Peter Kalin, che adesso si porta sul punto di battuta, e il mister Pittilino che sta passeggiando lì dietro la panchina, lo squalificato mister Fabio Pittilino, che questo campo, ai tempi in cui era ancora Stadio Friuli nella vecchia conformazione, lo ha calcato ai tempi della primavera dell'Udinese. Batte Kalin, resta però in pressione la Gemonese sul colpo di testa in uscita di Zanon. Ci avviciniamo alla metà della prima frazione di gioco qui alla Dacia Arena Stadio Friuli, finale di Supercoppa in Friuli Venezia Giulia, categoria di eccellenza, quindi l'elite del calcio regionale. Cianis Mussane che prova a far ripartire, lancio di Migliorini, Ossamellino sale anche a campo sulla destra, il passaggio centrale verso Fabbro viene letto in anticipo dai difensori che chiudono e fanno ripartire i pedemontani. Scatta Nardi, Marconi indugia un po' troppo, poi preferisce cambiare gioco verso Tocchetto che rappresenta la spina del fianco della retroguardia del Cianis Mussane. Tocchetto la mette in mezzo, pallonetto un po' troppo lungo per le possibilità di intervento di Nardi, palla sul fondo, si riprenderà con il invio da fondo campo per Cianis Mussane. Migliorini la mette giù, poi avanza la squadra Orange, scambiano Nastri, Migliorini, Zanon, Moras, un'occhiata in mezzo, Moras si accentra, interviene a Campola, poi Osso la mette in mezzo sperando di far filtrare la boccia, invece viene fatta girare al largo dalla retroguardia dei pedemontani. E Nardi adesso è 1 contro 4. Marco Nardi arriva a tocchetto di Morchio a supporto, efficace la chiusura di Migliorini, è andato a togliere il pallone dai piedi dell'attaccante pedemontano. Migliorini gli taglia davanti Nastri che poi chiama in casa Moras, vince il contrasto il numero 11. Altro cross sulla quale c'è la chiusura di Bortolotti,
Pallone in calcio d'angolo. Moras prova ad accelerare le operazioni di battuta mentre salgono anche i centrali, arriva anche Zanon a centro area. Movimento nell'area di rigore dei giocatori, pallone però troppo sul portiere. Omar Tusini si accartoccia in presa bassa e sventa la minaccia. Altro fischio del signor Balducci. Per un calcio di punizione a favore della Gemonese. Pallone. Adesso, vista la pericolosità di Nardi, la panchina carlinese gli ha costruito una gabbia con 3 giocatori perennemente a guardia dell'attaccante giallorosso. Occhio a Moras che punta l'avversario, 1 contro 1, si accenta Moras, poi sbaglia l'appoggio su Fabbro. Fabbro aveva dettato il passaggio in profondità, Moras ha semplicemente sbagliato l'appoggio. E occhio alla ripartenza gemonese, ma bravo Battistin a chiudere, sbrogliando la matassa e permettendo a Nastri di avanzare. Ossomellino. Moras si porta la palla sul destro, fa partire la Berta dal limite dell'area. Marco Moras, primo tiro verso lo specchio della porta da parte del Charlis Muzzane. Si impegna Tusini, blocca e rilancia. Siamo al 26esimo. Tocchetto. Porta a spasso la palla, inseguito da Migliorini che mette il pallone in fallo laterale. Miglio si impegna anche in fase di contenimento. Centrocampista ex Pordenone, formato con Nastri in questa stagione, una diga di centrocampo non solo efficacissima in fase di interdizione, ma anche molto affidabile in fase di costruzione e finalizzazione. Tocchetto, semina il panico nell'area di rigore del Charlis Muzzane, poi Minisini scarica il destro, respinto, e occhio al break del Charlis Muzzane. Galoppa Osso, galoppa, porta il pallone in avanti, il suo passaggio verso Fabbro viene intercettato, ma c'è il supporto di Campola che spedisce un altro tiro fuori dallo specchio della porta di Tusini. Si è acceso il Charlis Muzzane, il pubblico di fede carlinese muzzanese prova a spingere i giocatori in campo qui alla Dacia Arena. Tocca di nuovo al Charlis Muzzane con un calcio di punizione poco oltre la linea di metà campo. Zanon, pilastro difensivo, ex centrale della Virtus Corno. Attenzione, adesso un altro cross per la testa di Fabbro, ma Bortolotti toglie dalle possibilità di intervento dell'attaccante carlinese un pallone che non aspettava altro che essere spinto in porta. Altra rimessa con un Charlis Muzzane volitivo in questo frangente dell'incontro. Il signor Balducci è andato a sincerarsi anche sulle condizioni della spalla di Bortolotti, che comunque mantiene il suo posto dentro il rettangolo di gioco. Nessun problema. Il pallone in area, Fabbro la spizza, era attento a Campola, piazzato sul secondo palo, pronto ad intervenire il rapace Tonino a Campola. Pallone però preso e preda di Tusini, che ha già fatto ripartire la Gemonese. Tocchetto si allunga quel tanto che basta la palla per riuscire a sfuggire a Migliorini, ma non supera lo sbarramento difensivo del Charlis Muzzane, che adesso costruisce una nuova azione offensiva. Osso ha battuto
forse fallosamente. Poi c'è un altro fallo, stavolta da parte di Nastri. In questa circostanza non può esimersi da fischiare il signor Balducci, che probabilmente, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto fischiare anche prima. Attenzione a Cagnelutti che sbaglia poi il cross, palla viene imbalzata male davanti, traversone Sbilenko, è già ripartito Gianni Smuzzane. Siamo alla mezz'ora di gioco, 2-0 per la Gemonese che gioca in maglia blu con inserti giallorossi contro il Gianni Smuzzane che gioca in maglia arancione. È la finalissima che vale la Supercoppa di eccellenza in Friuli Venezia Giulia e mette di fronte, e lo dico a beneficio di coloro che si siano messi solo ora davanti ai nostri teleschermi, mette di fronte il Gianni Smuzzane che ha vinto il campionato ed è stato promosso in Serie D, e la Gemonese che ha vinto la Coppa Italia Trofeo Diego Meroi, battendo in finale proprio i carlinesi. Questo è un calcio d'angolo guadagnato dagli Orange, che provano a spingere da almeno 5 minuti. Pippo Fabri e compagni sono costantemente nella metacampo d'attacco, premono a caccia di quantomeno del gol che possa dimezzare lo svantaggio. Calcio d'angolo, colpo di testa in uscita ancora di Marcon che mette pallone direttamente sui piedi di Nardi. Nardi ha il problema di doversi liberare della marcatura asfissiante a cui lo sta sottoponendo Gianni Smuzzane, dopo che Nardi nel giro dei 7 minuti, i primi 7 minuti dal fischio d'inizio, ha realizzato 2 gol, cogliendo impreparata in entrambe le circostanze, fuori posizione, fuori giusto posizionamento, la retroguardia carlinese. 32esimo. Vi ricordo che seguiremo nelle prossime settimane anche le finali di Supercoppa di prima categoria. Poi domani, per chi ci segue in diretta, è in programma il secondo turno dei playoff di promozione, con una sfida clamorosa, tutta da vivere, soprattutto allo stadio dei Casali Bertossi a Faedis, tra i padroni di casa dell'Oltre e la Valnatisone, che si giocheranno in sfida secca l'accesso alla finalissima dei playoff di promozione contro il Torre, già qualificato per l'atto finale. Torre e la vincente di Valnatisone, di Oltre Valnatisone, poi si giocheranno la promozione in eccellenza, la seconda promozione, la terza promozione in eccellenza, seguendo in caso le due formazioni che già stanno festeggiando e già stanno preparando la prossima stagione nell'elite del calcio regionale 2017-2018, vale a dire il Brian di Precenicco che ha vinto il girone A e il Ronchi che ha vinto il girone B. Sia Brian Precenicco sia Ronchi hanno giocato la Supercoppa di promozione sabato scorso allo stadio Pierino di Sabo di Cervignano, nel triangolare vinto dal San Antonio Porcia del mister Tita da Pieve, che aveva già messo in bacheca anche la Coppa Italia di promozione trofeo Aldo Tortul. Quindi al momento, ma manca ancora tutto il secondo tempo e l'ultimo spicchio di primo tempo, la Gemonese sta imitando il Porcia, avendo vinto la Coppa Italia di categoria, e adesso guadagnandosi grazie al 2-0 la Supercoppa. Lunghissima però, Gianni Smuzzane è squadra di rango, soprattutto è squadra di grandissimo spirito e grandissima combattività la formazione, che con il mister Pino Vittore in panchina è rimasta in testa alla classifica dell'eccellenza dall'inizio alla fine del campionato, senza mai voltarsi indietro.
e staccando il biglietto per quella Serie D che per la società del presidente Zanutta, nata solo nel 2003 partendo dalla terza categoria, è un risultato clamoroso anche per la comunità di Carlino di Muzzana. Fabro centralmente verso Migliorini che si porta il pallone sul destro, ma saggiamente Calling chiude ancora Migliorini con un eccellente triangolo favorito dal filtrante di Tonino Accampola. Guadagna il calcio d'angolo il Chardis Muzzane. Applausi del pubblico della Dacia Arena. Cross al centro, esce di pugno Tusini addirittura alzando un campanile. Tocchetto, bello il suo passaggio verso Minisini che poi incespica da solo, anzi no, era il numero 16 Venturini che poi incespica sul suo stesso passo. Ripartenza Chardis Muzzane, già dall'altra parte Moras, abile a tenere il pallone dentro il tangolo di gioco. Le finte del numero 11, Moras mette il pallone sul secondo palo, Fabro di testa e Tusini si salva con un intervento sulla linea. Qui ci vorrebbe in funzione la tecnologia che è presente qui alla Dacia Arena su intuizione della famiglia Pozzo, ci permetterebbe di capire se sia gol o non gol. La tecnologia, l'occhio di falco, gol non gol, protesta Fabbro. Da qui ovviamente non abbiamo la visuale, l'angolo visuale più efficace per stabilire con certezza se fosse dentro o fuori. Fabbro ha protestato in maniera vigorosa, è stato risoluto anche l'assistente del signor Barducci, che dall'altra parte è il signor Tricarico della sezione di Udine. Ha subito richiamato l'attenzione dell'arbitro centrale dicendole non è gol e quindi si rimane sul 2-0. 10 minuti più recupero al termine del primo tempo. Al termine della prima frazione di gioco, sul duplice fischio del signor Balducci, daremo subito la linea alla regia per un black break pubblicitario e ci ritroveremo qui all'intervallo dalla tribuna della Dacia Arena per i commenti e per provare ad anticipare quello che potrebbe succedere nel secondo tempo di questo incontro. Vale comunque vivere tutto d'un fiato anche questi ultimi 10 minuti di primo tempo. Batti e ribatti a metà campo, sbaglia Zannon che non riesce a togliere il pallone, a tenere il pallone in campo. Vediamo se riusciamo a inquadrare anche il mister della Gemonese Fabio Pittilino, che sta camminando dietro la panchina dei suoi in maniera nervosa, squalificato a 3 turni di squalifica da scontare l'allenatore pedemontano. Eccolo qui. Bene, andremo dopo eventualmente sul tecnico pedemontano, anche perché vale la pena di seguire l'evolversi della partita con il Chardis Muzzana in attacco. Moras seguito da Ursella. Moras, le finte del numero 11, rientra sul sinistro, viaggia sul fondo, va a chiudere Carnielutti che lo schiena senza troppi fastidi. Poi non benissimo la Gemonese in ripartenza, tant'è che Chardis Muzzana ha già recuperato il pallone. Avanza la formazione di Carlino, non aggancia a Campola tra le maglie difensive giallorosse. Resta ancora in pressione la squadra di Casasola. Un tiro cross da parte di Battistini, nessun problema per Omar Tusini. Ed eccolo il mister Pittilino, leone in gabbia,
dietro la panchina dei suoi. Moras, solito duello corpo a corpo con Carnielutti. Moras cambia gioco a cercare a Campola sul lato opposto, pallone direttamente sul fondo. A Campola, generoso, prova ad inseguire la boccia. Si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Tusini. Quando siamo ormai arrivati al 40°. Tanto ringrazio anche Ilaria Mastroianni che ci dice che secondo le immagini il pallone pareva proprio dentro l'incornata di Pippo Fabbro. Quindi Ilaria, ci fidiamo del tuo occhio. Se è così, Charles Muzzane ha ragione di protestare. Siamo ovviamente in diretta dalla Dacia Arena. Mi fa piacere anche poter confrontarmi con pubblico che segue la partita dai teleschermi di Udinese TV o anche in diretta streaming sul sito udinese.tv. Tocchetto prova a sfondare, non riesce nell'iniziativa. Poi Pippo Fabbro nella morsa dei due centrali difensivi della Gemonese, Persello e Bortolotti. Persello, per non sapere leggere né scrivere, spedisce il pallone direttamente in tribuna. Charles Muzzane in possesso palla. Armellino, Zanon, Nastri, avanza palla al piede, il pallone poi verso Fabbro che prova a cambiare gioco, capisce tutto con eccellente dote di lettura Venturini. Poi il pallone sui piedi di Marson che fa partire la bestia dal limite dell'area. Un tiro fuori dallo specchio della porta di Ponte, svirgolato di sinistro, effetto strambo, palla in curva sud, ma Gemonese che dimostra di poter essere pericolosa. Meno di 4 minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo. Charles Muzzane in zona d'attacco. Armellino entra nella di rigore, poi il pallone filtra, Fabbro messo giù e questo è calcio di rigore. C'è stato il corpo a corpo tra Persello e Fabbro. Fabbro è stato abile a mettersi davanti al difensore proteggendo la palla. Alle sue spalle è arrivato il centrale della Gemonese che ha abbattuto il capitano arancione, e se il Charles Muzzane poteva recriminare per il gol non gol, che sembrava più gol di prima da parte di Fabbro, ora ha l'opportunità in chiusura di primo tempo di quantomeno dimezzare lo svantaggio. Sul dischetto il bomber, il capitano Filippo Fabbro contro Omar Tusini. Tusini in doppio intervento sbarra la porta, cala la Sarasinesca e la Gemonese mantiene inviolata la porta. Sul corner ancora Charles Muzzane in attacco, Fabbro lì a 2 metri dalla rete di Tusini. C'è un fischio del signor Balducci che chiama un fallo in attacco probabilmente a Battistin, ma lì c'erano almeno 2 o 3 giocatori che si stavano allacciando, uno vale l'altro, c'era comunque fallo. Omar Tusini mette anche la sua firma, la sua griffe su questo primo tempo, negando la gioia del gol a Pippo Fabbro. Sale Ussella, Minisini, non si intende Ussella con Tocchetto che stava andando incontro alla palla, pallone in profondità. Attenzione ancora in agguato, Tocchetto che però commette fallo su Zanon.
con un lancio nella zona presidiata da Cagnelutti, che anticipa Moras. Ora Minisini mette un pallone tra i piedi di Tocchetto. Sul plus il numero 10, Ursella. Fa possesso palla la Gemonese. Qui Nastri va giù duro sugli stinchi del povero Minisini. Calcio di punizione per la Gemonese. Siamo ormai allo scadere del primo tempo. Chissà che il signor Balducci non voglia concedere almeno un minuto di recupero. Difatti sto seguendo ora il conciliabolo tra il fischietto centrale e il quarto uomo, che è il signor Duilio Venir della sezione di Udine. A Campola sale Migliolini. Moras all'1 contro 1. Moras, le finte del numero 11, sterza di nuovo, rientra sul sinistro, ora sul fondo Moras, entra in area di rigore, ancora messo giù, altro calcio di rigore e addirittura ammonizione per Cagnelutti. Allora, calcio di rigore per la Gemonese, mentre salutiamo il maestro dei giornalisti sportivi friulani, Ido Cibischino, che è qui in tribuna stampa. Altro calcio di rigore, è scaduto il tempo regolamentare nel primo tempo e adesso sul dischetto si presenta un giocatore che non è Filippo Fabbro, ma vediamo se Tusini para anche questo tiro a Osso Almellino e il signor Balducci manda le squadre negli spogliatoi con il duplice fischio che segue la duplice parata di Omar Tusini, che ha negato il rigore prima a Fabbro e poi a Osso Almellino. Pazzesco finale di partita. Un protagonista, la testa e la coda, lo yin e lo yang, l'alfa e l'omega della Gemonese, il portiere Tusini, l'attaccante Marco Nardi. Doppietta del bomber, due rigori parati dall'estremo difensore, e la Gemonese va negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 sul Charlis Muzzane. Do la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Noi ci risentiremo tra qualche minuto qui dalla tribuna della Dacia Arena per i commenti dell'intervallo. Linea a Galleria Antivari con la Coppa in primo piano. Intervallo alla Dacia Arena, 2-0 per la Gemonese sul Charlis Muzzane nella finalissima di Supercoppa d'Elite Eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Una Gemonese che ha iniziato benissimo sulla doppia realizzazione di Marco Nardi e che poi ha chiuso benissimo con la doppia chiusura del portiere Tusini, che ha negato la gioia di due calci di rigore alla Charlis Muzzane, parando il primo a Fabbro e il secondo a Osso Almellino. Io ho detto in cronaca lo yin e lo yang, l'alfa e l'omega della Gemonese, Tusini Nardi, doppia firma per entrambi, e al momento, dopo i primi 45 minuti di gioco, i pedemontani stanno meritando questa Supercoppa. Sono in tribuna alla Dacia Arena Stadio Friuli con Roberto Zanitti, che ha visto il primo tempo. Tra l'altro Roberto Zanitti che ha visto più volte sia Gemonese sia Charlis Muzzane in questa stagione. Roberto, possiamo dire intanto il tuo commento sul primo tempo qual è? Siamo a commentare un 2-0 per i pedemontani, quando comunque anche
il Chiarlins ha avuto le sue belle occasioni, perché a parte i rigori mi sembra ci sia un gol non gol, qui ci sarebbe voluta la VAR per dirimere un po' la situazione sul colpo di testa di Fabbro, che sembrava più dentro che fuori. Però la Gemonese evidentemente è ancora lunga, però nelle partite secche riesce ad avere qualcosa in più, perché ha colpito a freddo il Chiarlins con 2 reti di Nardi, la prima fra l'altro pregevolissima, Nardi come sappiamo classico animale da gol, mentre dall'altra parte poi Tusini si è incaricato di fare più che il suo dovere, perché insomma 2 rigori parati a 2 tiratori diversi nella stessa partita non è impresa da poco. Sì, peraltro 2 tiratori diversi, 2 mica a caso, uno è Fabbro, uno è Solmellino, cioè non sono gli ultimi arrivati. Esatto. Fabbro, sappiamo uno dei cannonieri principi dell'eccellenza, che guiderà l'attacco del Chiarlins anche il prossimo anno in Serie D, e Solmellino, che comunque è un giocatore appunto di scuola udinese, di categoria di un certo livello, e quindi insomma non 2 tiratori, non 2 principianti. Per cui direi che vantaggio della Gemonese sicuramente meritato, però è chiaro che il Chiarlins insomma si deve un po' recitare il mea culpa per queste occasioni fallite. Per il resto direi che insomma c'è un notevole contorno di pubblico. Ne parlavo prima con Lorenzo Toffolini, che gestisce un po' lo stadio, mi ha detto che, tenendo presente che la tribuna ospita 9.500 anime, direi che almeno 2.000 ce ne sono, e quindi direi che per il comitato regionale un bel successo. La partita è stata avvincente, giocata nonostante sembrava che l'approccio delle 2 squadre fosse un po' così sufficiente, dico alla vigilia, perché il Chiarlins si era lamentato un po' perché la partita era caduta in coincidenza con la gara dei suoi juniores a Trento. La Gemonese invece poteva avere qualche problema di disponibilità per via di alcuni ragazzi che magari il sabato avevano problemi di lavoro, però alla fine direi che non si sono risparmiati, una volta forse anche stimolati da questo splendido scenario. I ragazzi non si sono appunto risparmiati, e direi che è andato vita a una partita veramente avvincente. Quindi nel secondo tempo ci aspettiamo la risposta del Charlins Bussane, chissà che magari non metta dentro Del Mestre come centravanti boa di riferimento, di movimento. Beh, questa è la curiosità, appunto. Simone Del Mestre, reduce dal 4º posto ai mondiali di beach soccer con la nazionale italiana, gioca perché ci sono, come 2 portieri, ci sono 2 fuori quota, e quindi lui è stato schierato come uomo di campo. Non so se magari, forse il risultato acquisito gli ultimi minuti, verrà schierato così in campo, però insomma è una curiosità. Io credo che fino alla fine il Chiarlins cercherà che ha in panchina entrambi i presidenti sono in panchina, perché sia Zanuta che Preto hanno voluto godersi proprio da vicino questa nuova grande esperienza. Crediamo appunto che il Chiarlins fino alla fine cercherà di rimediare per andare ai rigori, perché ricordiamo che se la partita dovesse finire in parità non ci saranno supplementari, ma si passerà ai tiri dal dischetto. Grazie Lobby, ci sentiamo magari verso fine partita per il commento finale, e siamo pronti per l'inizio della seconda frazione di gioco. Vi ricordo che siamo in diretta dalla Dacia Arena, Stadio Friuli, finalissima di Supercoppa d'Eccellenza in Friuli Venezia Giulia, tra il Charlins Bussane in maglia arancione, che ha vinto il campionato ed è stato promosso in Serie D, e la Gemonese, che in questa stagione ha chiuso ai piani altissimi della graduatoria dell'eccellenza, al 4º posto, ma soprattutto ha già messo in bacheca la Coppa Italia, Coppa Regione Friuli Venezia Giulia, trofeo Diego Meroi, battendo nella finalissima di Manzano il 6 di gennaio proprio il Charlins Bussane. Come diceva Roberto Zanitti, la Gemonese in gara secca è in grado di mettere in difficoltà chiunque, anche un Charlins Bussane che oggi gioca a trazione anteriore con i 4 assi del presidente Zanutta contemporaneamente in campo, quindi a campo da Fabbro, Moras e Ossolmellino, con Migliorini e Nastri a centrocampo, quindi formazione a chiara trazione offensiva. La Gemonese che al momento, soprattutto dopo i 2 gol di Marco Nardi, il primo arrivato dopo un paio di giri di lancette, il secondo è arrivato al 7° del primo tempo, ha poi gestito l'incontro. Nella parte finale, nell'ultimo terzo di primo tempo, il Charlins Bussane ha provato con aggressività maggiore a farsi vedere dalle parti del portiere Tusini, ma l'estremo difensore della Gemonese si è sempre fatto trovare pronto, parando anche 2 rigori, il primo a Filippo Fabbro, il secondo a Alessandro Osso Armellino.
questo secondo tempo non ci sono stati cambi, quindi le formazioni sono rientrate sul rettangolo di gioco con gli stessi 22 effettivi che hanno terminato la prima frazione di gioco. Sbaglia ancora, ma tiene il pallone in campo Zanon. A Campola. Occhio a Peressini che si impegna, il pallone è per Nardi. È partita vera comunque, perché è vero, è Supercoppa, è più sembra una festa a vederla sugli spalti, ma i giocatori in campo se ne stanno dando di santa ragione, soprattutto il duello rusticano tra Marco Nardi e i centrali difensivi del Charlis Mussane, che tanto discutere ha fatto proprio in occasione del giorno della Befana con i corpo a corpo, le sfide dialettiche, fisiche, i contrasti, le testate e quant'altro. Guarda Nardi cosa ti combina! È scatenato! Marco Nardi rovesciata sul primo palo! Estemporaneo, ma la butta dentro e segna sempre lui, è Marco Nardi, abbonato ai gol dopo pochi secondi. In rovesciata Marco Nardi, spettacolo alla Dacia Arena, il puntero pedemontano gonfia ancora la porta di Kevin Ponte e adesso al quarto del secondo tempo siamo 3-0 per la Gemonese. Se piove grandina in casa del Charlis Mussane. Marco Nardi, un'ira di Dio oggi nella finale di Supercoppa. Charlis Mussane adesso deve quantomeno dimostrare di essere arrivato qui alla Dacia Arena con l'intenzione di giocarla fino in fondo. Charlis Mussane, che ho già avuto modo di dire nel primo tempo, è squadra di grande determinazione, di grande aggressività, grandi istinti, combattività. Credo che sia anche, e qui chiedo il conforto anche dei miei colleghi, credo che sia la prima volta che il Charlis Mussane incassa 3 gol in questa stagione. È la prima volta che il Charlis Mussane incassa 3 gol in questa stagione. Sì, perché a memoria non ricordo altre occasioni. È anche vero che è un Charlis Mussane che è arrivato in formazione rimaneggiata per giocarsi questa Supercoppa, come ci diceva anche Roberto Zanetti nell'intervallo. I fuori quota titolari, o meglio, i fuori quota che nella stagione 2016-2017 hanno giocato con continuità con il mister Pino Vittore in panchina, in eccellenza, sono impegnati oggi pomeriggio nella gara interzonale del campionato juniores a Termeno e hanno vinto anche 3-1, quindi comunque è un pomeriggio produttivo per la società del presidente Zanutta, che certamente avrebbe voluto poter disputare questa partita contro la Gemonese con l'organico al completo, ma è un Charlis Mussane che sono sicuro, al di là di come andrà a finire questa partita, potrà festeggiare al termine di questa stagione una serie di risultati importanti. Chiaro che sulla partita secca si gioca, si vuole vincere a prescindere dalle condizioni. Ancora su in area di rigore, stavolta sbroglia la matassa da retroguardia della formazione arancione, che ricordiamo non ha in panchina Pino Vittore, il mister che ha guidato Pippo Faber Compagna alla promozione in Serie D. Pino Vittore che per impegni personali è tornato in Puglia. Pino Vittore che sarà sostituito in ogni caso al termine della prossima stagione, all'inizio della prossima stagione, da Luca Lugnan. Tanto cambio per il Charlis Mussane, esce Antonio Acampola ed entra Andrea Borsetta con il numero 17, cambio classico in casa carlinese. Andrea Borsetta, che solitamente è quello che cambia i ritmi di gioco nel secondo tempo con i suoi ingressi a sostituire uno degli attaccanti. Questo è un calcio d'angolo guadagnato proprio dal neoentrato. Moras sul punto di battuta
movimento in area di rigore. Volano per la terra un paio di giocatori in maglia arancione, nulla da segnalare secondo il signor Balducci, che fa proseguire, si riprenderà con il invio da fondo campo da parte di Omar Tusini, protagonista in finale di primo tempo con 2 parate su altrettanti calci di rigore, uno tentato da Pippo Fabbro, il secondo tentato da Alessandro Osso Armellino, ipnotizzati dalla sala cinesca di Gemona. Ancora un contrasto, anche in questo caso lascia correre il signor Balducci, che sta fischiando all'inglese in questa partita, e ancora per le terre credo sia Kallin, sì è Kallin, almeno dalla fisionomia sembra proprio il regista sloveno, che però si rialza in questo momento, quindi riprende il suo posto dentro il rettangolo di gioco. Il pallone viene restituito a Tusini. Siamo all'8° minuto del secondo tempo e la Gemonese sta vincendo per 3-0. Altro fischio e stavolta cartellino giallo inevitabile. Si strascaldano gli animi con Nastri protagonista. Migliorini lo caccia via, gli dice pensa a giocare. È chiaro che in casa Charlis Buzzani adesso la situazione si fa pesante, sotto di 3 gol. Gli arancione hanno però il compito di non mollare. Kallin al calcio di punizione, si allacciano lontano dall'area Bortolotti e Zanon, anche in questo caso nulla di fatto. Bossetta la prolunga verso Armellino, ma ancora Gemonese con Minisini. Black, pallone su Venturini, ancora Minisini, arriva ai limiti dell'area, viene respinto dall'efficace chiusura di Cristian Zanon, che ha fatto ripartire Charlis Buzzane. Ci sarebbe Moras libero di scorazzare sulla fascia sinistra, ma sbaglia tutto, un errore abbastanza pacchiano di Borsetta, che regala il pallone alla Gemonese. Gemonese però non ne approfitta. Già ripartito l'11 del mister Casasola, che oggi sostituisce Pino Vittore sulla panchina dei carlinesi. Un Pino Vittore che comunque già ufficialmente sostituito in vista della prossima stagione dall'ex allenatore dell'ISM Gradisca Luca Lugnan, a cui toccherà il compito di condurre la macchina del presidente Zanutta in Serie D 2017-2018. Alto cambio per il Charlis Buzzane, esce Alessandro Ossormellino ed entra il numero 16 Jacopo Grion. Alessandro Ossormellino che esce tra gli applausi del suo pubblico. Ossormellino che ha sulla coscienza il rigore sbagliato nei minuti di recupero del primo tempo, però in questi casi, in entrambe le battute, sia quella di Fabbro sia di quella di Armellino, io vorrei accentuare e evidenziare gli interventi di Tusini piuttosto che gli errori degli attaccanti, che davvero l'estremo difensore gemonese si è superato in entrambe le circostanze. Vediamo ora cosa cambia con Grion in campo al posto di Armellino. Grion è un giocatore che interpreta la manovra con un'abitudine più di contenimento, più difensiva rispetto ad Armellino, che è un attaccante puro, o comunque un giocatore abituato a giocare
a evoluire da seconda punta preferibilmente. Calcio di punizione per la Gemonese. Lì va in area di rigore la palla, chiude la retroguardia arancione, poi Moras entra in possesso della boccia e galoppa nella metà campo avversaria. Sbaglia poi l'appoggio. Scusate, la Migliorini sbaglia l'appoggio verso Moras, ma arriva a supporto ancora Borsetta. Moras la finta con un doppio passo eccezionale. La tecnica dell'ex attaccante del Fontana Fredda. Guadagna un calcio di punizione al limite dell'area. E da lì proprio Moras potrebbe essere pericoloso. Dotato di tiro di un destro preciso, Moras. Sul pallone c'è Nastri però, e Moras è lì vicino al punto di battuta, piuttosto dolorante. Tusini mette 3 uomini in barriera a chiudere il primo palo. Movimento in area di rigore con Fabbro, Borsetta e Zanon pronti ad intervenire. Me la cavo, o spero di cavarmela dicendo non benissimo. Nastri, un destro che è arrivato direttamente a colmo al basso. Già in gioco il pallone con Zanon che recupera sulla spizzata di Marco Nardi. Eccolo, ex difensore della Virtus Conno. Questi è Battistin. Spedisce in avanti il pallone dalle parti di Fabbro. Va in chiusura Minisini, che rischia di colpire anche Alessandro Brandi. Siede sulla panchina della Gemonese al posto dello squalificato Fabio Pittilino, che sta facendo le vasche sul corridoio ai piedi della tribuna qui sotto di noi, proprio dietro la panchina dei pedemontani. Squalificato Fabio Pittilino. Ma sono sicuro che gioirà con i suoi ragazzi a fine partita nel caso in cui la Gemonese dovesse portare in porto anche questa Supercoppa, dopo aver messo in bacheca già la Coppa Italia Friuli Venezia Giulia, trofeo Diego Meroi, nella finalissima del 6 di gennaio a Manzano. In quella circostanza fu Tocchetto a decidere le sorti dell'incontro, un calcio di rigore. Smozzata in attacco, pallone messo in mezzo, scodellato a caccia della testa di Fabbro, anticipato l'ariete carlinese. Poi ancora la Gemonese in uscita, ma c'è un problema per Zanon, che penso possa proseguire anche se toccato duro. Si rialza. Persini con le mani, pallone per Borsetta, altro fallo stavolta di Zuliani, che si piglia il cartellino giallo. Uccellato sul breve il difensore esterno sinistro della Gemonese. Se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco del secondo tempo, siamo sempre 3-0. Il signor Balducci fischia dopo aver verificato non ci siano troppi abbracci e spinte o quant'altro in area di rigore. Pallone sui piedi di Migliorini che si intrufola tra le maglie difensive giallorosse. Ursella esce dal campo, palla al piede, è lui l'ultimo a toccare. Ancora in pressione il Ciarnis Muzzane.
pallone messo in mezzo, sul quale svetta Kalin, che regala il calcio d'angolo alla formazione in maglia arancione dalla bandierina Moras. Non benissimo anche in questa circostanza break gemonese con Migliorini che voleva il fallo di tocchetto, alla meglio il fantasista gemonese che viene atterrato subendo fallo, che chiama il calcio di punizione e protesta vibratamente la panchina carlinese e anche il pubblico arrivato da Muzzana del Turgnano, da Carlino, dalla Bassa a sostenere Pippo Fabbro e compagni. Peter Kalin sul punto di battuta. Nulla di fatto per questa manovra offensiva della gemonese, che comunque sta controllando da par suo l'inerzia della partita, mentre Cerris Buzzane prepara un altro cambio. Anche i pedemontani hanno mandato tutti i giocatori della panchina a scaldarsi. La Peressini con le mani, Migliorini la butta in avanti, in fallo laterale. Poche idee confuse per il Cerris Buzzane, che appare anche stanco, non credo demotivato, ma certamente senza le dovute energie per affrontare una finalissima. La gemonese invece gioca sulle ali dell'entusiasmo. Qui Nardi viene trascinato per le terre. Kalin va a cercare ancora tocchetto in agguato, la mette fuori Zanon in chiusura. C'è stato un parapiglia tra i ragazzetti che si stavano contendendo l'opportunità di rimettere il pallone dentro l'arena di gioco. Nardi avesse segnato un altro gol di rovesciata, scendevo direttamente dalla mia postazione e correvo ad abbracciarlo. Invece gli hanno impedito la battuta. Ormai il Cerris Buzzane ha capito l'antifona, non vuole più farsi bucare dall'ariete pedemontano. Cambio per la gemonese, sta per entrare Yuri Marcon al posto del numero 16 Lorenzo Venturini, quindi più o meno stesso ruolo per i due. Quindi Marcon in campo, classe 1998, fuori quota. L'abbiamo conosciuto anche al Trofeo delle Regioni, Yuri Marcon in Calabria nella passata stagione, faceva parte della selezione del mister Gabriele Pecile. Allora deve uscire direttamente Venturini, speriamo sia nulla di grave. Al suo posto Marcon. Venturini sta uscendo, cioè sta camminando dietro la porta di Kevin Ponte. Credo abbia un problema alla gamba sinistra, a vedere dal linguaggio del corpo, ma sta camminando comunque, per cui anche amici a casa, Lorenzo Venturini sta tornando in panchina sulle proprie gambe, conversando tranquillamente con il fisioterapista. Al suo posto Marcon, scarica la Berta di sinistro dai 25 metri Luca Russella, pallone fuori dallo specchio della porta carlinese. Intanto, per tutti coloro che vogliono seguire il Giro d'Italia anche dietro le quinte, vi consiglio di
andare sul sito web di fvgsportchannel.com oppure sulla pagina Facebook di FVG Sport Channel, perché è stato appena pubblicato il diario di Clarissa Munini, la nostra inviata speciale al Giro d'Italia 2017, che è in Puglia oggi. Smuzzane in proiezione offensiva, arriva Peresini, la mette in mezzo ma chiude prontamente Petar Kalin, e altra ripartenza gemonese con Nardi che non aggancia. Fa impressione il bomber giallorosso. Migliorini sul cerchio del centrocampo, prova ad illuminare la scena carlinese. Bisognerebbe dire che spegne la luce piuttosto che illuminarla. Pallone direttamente sulla panchina gemonese. Giardis Muzzane un po' in difficoltà, sembra quasi un pugile suonato l'11 di Carlino, e dire che ho visto parecchie partite quest'anno della squadra di Vittore e l'impressione migliore che ho avuto, che ho tratto da Pippo Fabbro e compagni, è stata proprio la solidità dell'impianto di gioco, la continuità di rendimento. Forse non troppi picchi ma lineari, sempre molto presenti, con grande concretezza, i giocatori del presidente Zanutta e del mister Pino Vittore. Quest'oggi è probabilmente una giornata storta per l'11 arancione, che comunque è arrivato alla Dacia Arena Stadio Friuli con le assenze importanti dei tre fuori quota: Piccolotto, che è titolare inamovibile, Gregoris, idem come sopra, sono stati aggregati alla formazione juniores. Con loro c'era anche Rover, terzino di fascia sinistra, cioè tre titolari che hanno seguito la formazione del mister Piva in Trentino nella giornata del Interzone Juniores, con la vittoria ottenuta dai carlinesi oggi pomeriggio per 3-1 contro il Termeno. Quindi comunque pomeriggio produttivo per il presidente Zanutta. Chissà che magari possa arrivare almeno una soddisfazione parziale qui alla Dacia Arena per la finalissima di Supercoppa. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, siamo quasi al 26esimo, sempre 3-0 per la Gemonese, una Gemonese che sorniona, prova a gestire i ritmi dell'incontro, portando a casa, portando in collina, portando sotto il Monte Quarnan un altro trofeo dopo la Supercoppa, trofeo Diego Meroi, che i giallorossi hanno conquistato il 6 di gennaio battendo nella finalissima di Manzano proprio Giardis Muzzane. Tocchetto, esce il Charlins, si distende in contropiede, arriva al limite dell'area Nastri. C'è l'ammonizione per Bortolotti, che si è disinteressato del pallone andando ad abbattere l'attaccante avversario. E adesso opportunità per il destro di Filippo Fabbro. Ci sono applausi per l'uscita dal campo da parte del goleador di giornata Marco Nardi, il puntero, e saluta il suo pubblico, sostituito da Matteo Casarsa. Applausi a scena aperta anche dal pubblico difese carlinese, questo mi piace sottolinearlo. 3 gol, 2 rovesciata da parte di Marco Nardi e 1 di opportunismo con un pallonetto a beffare la retroguardia dopo un paio di minuti. Adesso attenzione a Fabbro e a Nastri, mentre si allontana Migliorini. Vuole andare Fabbro col destro, prova a metterla nel 7 e la palla
spizza l'incrocio dei pali, pericolosissimo il capitano carlinese, colpisce anche un legno, non si fa mancare niente il Cerdis Bussane. Ciò che manca alla formazione del presidente Zanutta è solo il gol a questo punto. Suda freddo Omar Tusini, ma si salva con la traversa alleata che dice di no a Filippo Fabbro. Altro fischio del signor Balducci. Mentre messaggio anche logistico per la nostra regia: proseguiremo fino a comprendere con la nostra diretta le premiazioni a fine partita. Quindi restate sintonizzati su Udinese TV oppure anche in diretta streaming su udinese.tv, perché vi regaleremo in diretta in esclusiva dalla Dacia Arena Stadio Friuli anche la premiazione con la consegna della Supercoppa d'Eccellenza 2016-2017, questa rinnovata abitudine del comitato regionale, che da quest'anno ha voluto ripristinare la Supercoppa tra la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia, dopo che era dal 2001, se non ricordo male, che non si giocava questo incontro. Una bella iniziativa. Poi insomma, in un teatro eccezionale come la Dacia Arena Stadio Friuli, anche per i giocatori in campo rappresenta un'opportunità indimenticabile, al di là di come finisca poi la partita. E sono sicuro in ogni caso che i giocatori del Cerdis Bussane oggi pomeriggio di essere alla Dacia Arena siano interessati il giusto, fossero anche sul campo di sfogo della Ricca di Carlino. Perdere 3-0 una partita del genere a Pippo Fabbro e compagni dà fastidio, sono certo. Mancano però ancora un quarto d'ora di gioco più recupero al termine dell'incontro. Calcio abituato a ogni tipo di sorpresa, chissà che gli arancione non ci regalino un qualcosa di al momento davvero imprevedibile, dal momento che la Gemonese non pare soffrire di cali di tensione o cali di attenzione, soprattutto con l'uscita di Nardi. Tocchetto è andato a fare l'unica punta e adesso è un 5-4-1 quello della Gemonese, che bada essenzialmente a chiudere ogni varco al Cerdis Bussane per essere pronta a ripartire in contropiede, sfruttando l'imprevedibilità, l'estro, la velocità, il talento e la tecnica di Jonathan Tocchetto, colui che con un calcio di rigore a 10 minuti dal termine ha deciso già la Coppa Italia trofeo Diego Meroi. Non smette di camminare il mister Pittilino, ormai avrà creato un solco lì sul corridoio ai piedi della tribuna della Dacia Arena, dietro la sua panchina. Minisini va all'1 contro 1, numero 15, Tocchetto. Minisini a tu per tu con Ponte, la rimette in mezzo, dove però non ci sono maglie blu pronte al tap-in, e adesso è ripartenza per il Cerdis Bussane. Avanza palla al piede Nastri, c'è Borsetta sulla destra, Moras arriva ora sulla sinistra, Nastri va al tiro e palla deviata. Tusini era sulla traiettoria, controlla ma non riesce a impedire che il pallone esca dal rettangolo di gioco. Calcio d'angolo per il Cerdis Bussane. Siamo al 32esimo che inizia in questo momento. Spiova il pallone in area di rigore e esce direttamente anche sul lato opposto, nonostante il generoso tentativo di Christian Zanon di tenerlo in campo. Christian Zanon, difensore goleador. Quest'anno Zanon ha segnato il record in carriera di 6 gol personali, e si spiega anche così l'eccellente campionato
da parte giocato dalla squadra di Pino Vittore, che anche con i gol dei suoi centrali difensivi ha costruito un cammino, ha basato un cammino che l'ha portata per la prima volta nella storia del Cerdis Buzzane in Serie D. Cerdis Buzzane che è stato fondato nel 2003 dal presidente Zanutta e dagli amici di Carlino e di Muzzana, partendo dalla terza categoria, e in meno di 15 anni, meno di 3 lustri, la società carlinese ha saputo costruire una squadra che ha raggiunto, una prima squadra che ha raggiunto la Serie D, e un settore giovanile che ha costruito una squadra come la Juniors di quest'anno, capace di arrivare fino agli interzone, oltre a tutti i giovanissimi, gli allievi sperimentali, gli allievi regionali che si sono fatti ben vedere in stagione. È uscito Marco Moras ed è entrato Alessio Codromas con il numero 13, e quindi passerella allo stadio e opportunità di visibilità offerta anche all'ex giocatore del Nova Gorica, Alessio Codromas, classe 94. Mossetta porta a spasso la palla, ma è accerchiato da maglie blu. Minisini fa arrivare il pallone dalle parti di Cagnelutti, si infrange contro il muro di centrocampo del Cerdis Buzzane, l'azione della Gemonese. Un passaggio in profondità, un filtrante verso Fabbro che aveva tagliato davanti a Bortolotti, troppo veloce il pallone, non può raggiungerlo il capitano carlinese. 34esimo, il tassametro è in funzione, la Gemonese inizia a intravedere lo striscione, la Flamme Rouge dell'ultimo chilometro, fuga per la vittoria la squadra del presidente Pretto, che domani, vi do anche una ulteriore notizia e informazione, il presidente Pretto ci ha promesso che verrà a trovarci in studio a Sport Life in diretta dalle 18 su Udinese TV. E siccome ce l'ha promesso prima della partita, è doppiamente meritevole di un applauso il numero 1 pedemontano. Per par condicio, chiaramente ho invitato anche il presidente Zanutta prima della partita, poi il patron carlinese con la sempre squisita disponibilità che lo contraddistingue ci ha comunque detto che a causa di un impegno non potrà essere dei nostri, ma insomma avremo modo di sentire Vincenzo Zanutta nel corso delle prossime settimane, nei prossimi mesi, e in vista dell'inizio della prossima stagione 2016-2017, ancorché proveremo ad intervistarlo a fine partita qui alla Dacia Arena. Siamo al 35esimo, ormai la partita sulle 3-0 per la Gemonese pare avere ancora poco da raccontarci, da offrirci. Uno degli spunti di cronaca potenziali in questo finale di gara potrebbe essere il gol della bandiera del Cerdis Buzzane, oppure chissà qualche altro colpo di talento, di genio, a parte di Tocchetto, di Migliorini. Di Fabbro. Talento a disposizione sul rettangolo di gioco ne abbiamo per goderci una partita e anche giocate di altissimo livello, al di là del risultato finale. A fine partita vi ricordo di rimanere sintonizzati su Udinese TV, perché seguiremo in diretta la cerimonia di premiazione che sarà organizzata proprio pochi minuti, pochi istanti dopo il triplice fischio finale del signor Balducci. L'opportunità con la palla ferma e anche quella di andare a vedere quello che succederà domani sui campi del Friuli Venezia Giulia del calcio dilettanti, dal momento che si stanno giocando i
playoff di promozione, per dirne una, e anche playoff di prima categoria. In promozione domani alle 16 al campo dei Casali Bertossi a Faedis c'è in programma una partita che consiglio a tutti gli appassionati di non perdersi. Ponte blocca il traversone dalla destra di Marcon. Tutti gli appassionati di calcio dilettanti, secondo me, devono a tutti i costi andare a Faedis, perché domani c'è un derby strepitoso che vale l'accesso alla finale dei playoff di promozione, con in campo i padroni di casa dell'Oltre, che hanno sconfitto nel turno precedente in diretta su Dinese TV la Juventina di Sant'Andrea del mister Nicola Sepulcri, al termine di una partita ricca di emozioni. In realtà è finita in pareggio 1-1, ma grazie alla migliore classifica al termine della stagione regolare l'Oltre è riuscita ad avanzare al turno successivo. Avversario dell'Oltre sarà quella Valnatisone, che ha estromesso la Pro Cervignano Muscoli nei quarti di finale, nelle semifinali dei playoff, grazie all'1-0 maturato domenica con il gol di Tiro, che ha spedito alla finalissima, alla semifinale dei playoff di promozione, l'11 del mister Peressoni, che quest'anno è stato insignito del titolo di allenatore dell'anno. Mentre si avvicina anche Roberto Zanitti, (39esimo) dunque, poco più di 6 minuti più recupero al termine della partita. Altro fischio del signor Balducci. La gara che ormai nulla ha da aggiungere sul 3-0 per la Gemonese. Vi dicevo la semifinale dei playoff di promozione di domani ai Casali Bertossi tra i padroni di casa dell'Oltre e la Valnatisone del mister Peressoni. In campo per i playoff di prima categoria c'è anche una partitissima a Martignacco tra l'Union del mister Paolo Barnaba e la Fulgor Godia, una gara sentitissima che sia in campo sia soprattutto sugli spalti, con pubblico delle grandi occasioni atteso sia a Faedis sia a Martignacco. Sicuramente regaleranno emozioni a tutti coloro che le vivranno, e noi con Udinese TV saremo pronti a raccontarvi le emozioni di questa post-season. Poi settimana prossima ci sarà la finale dei playoff di promozione tra il Torre, già qualificato, e la vincente di Oltre Valnatisone. Mentre Certismuzzane prova uno degli ultimi affondi, Fabro la mette in mezzo. Ancora Bortolotti spazza via. Io direi i centrali difensivi della Gemonese, Bortolotti e Persello, quest'oggi strepitosi, perché hanno ridotto ai minimi termini l'attacco atomico del Certismuzzane, che si è presentato in campo contemporaneamente con a Campola, Ossolo Mellino, Moras e Fabro, insieme appassionatamente, ma poco efficaci in fase di realizzazione, anzi per nulla efficaci in fase di realizzazione. Occhio a Cagnelutti, che prova la sortita offensiva a schiantarsi contro la retroguardia del Certismuzzane. Nastri perde palla sull'attacco di Minisini. Il fallo è del giocatore carlinese. Ecco, non me ne voglia, uno di quelli che secondo me oggi è mancato di più per il Certismuzzane è proprio Luca Nastri, che ha giocato un campionato del rendimento individuale altissimo. Quest'oggi non sulle stesse frequenze. L'ex giocatore del Poldenone, del Fontana-Fredda, del Tamaia anche ha giocato Luca Nastri. E adesso occhio a storie tese, con l'espulsione. No, è espulso il giocatore del Certismuzzane, Nastri, proprio lui. È espulso proprio Nastri, evidentemente non in giornata, nervosissimo il numero 4 carlinese, che è andato a corpo con Tocchetto. Peraltro
Tocchetto sempre nella zona delle operazioni quando si tratta di avere qualche scontro dialettico o fisico. Espulso Luca Nastri, che dunque abbandona il terreno di gioco della Dacia Arena Stadio Friuli. È pronto Kevin Ponte. Sì, peraltro espulso Nastri con il pallone in mano al Cerdismuzzane, tra i piedi del Cerdismuzzane, che batte ora il calcio di punizione, chiaro e evidente segno di ancora ci prova il Ciardins, spazza via la retroguardia del Gemonese. Do appuntamento a tutti, anche a Roberto Zanitti a bordo campo per le interviste, per le premiazioni e le interviste del post partita. Ci sarà martedì alle 18:30 nello Sport Life speciale calcio, lo speciale con il backstage e retroscena, le interviste, lo speciale con tutte le immagini e i commenti di questa Supercoppa di eccellenza. Due minuti più recupero al termine di questo incontro alla Dacia Arena Stadio Friuli. Salutiamo anche Fernando Siani che ci scrive su Instagram. Cagnelutti. Palla rimasta in gioco, ma c'è un calcio di punizione probabilmente per... No, è in gioco la palla. Altro che Migliorini prova a costruire un'altra trama offensiva per il Cerdismuzzane. Fabro decentrato sulla destra, all'1 contro 1 con Persello. Fabro sterza, vince il primo dribbling, vince anche il secondo, ma è attento Tusini sull'infilata del bomber carlinese. E stiamo per entrare nell'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Codromaz anticipa Tocchetto, ancora Migliorini che adesso gioca da playmaker mediano basso davanti alla difesa. Carlino Cerdismuzzane che gioca in 10 contro 11 per l'espulsione di Luca Nastri, arrivata qualche minuto fa, e sotto di 3-0. Ormai anche il linguaggio del corpo dei giocatori orange è quello di una squadra che non vede l'ora di andare a assaggiare le docce degli spogliatoi della Dacia Arena, mentre la Gemonese con i suoi tifosi è pronta ad esplodere ancora una volta la festa per una coppa che prende la via di Gemona. Occhio a Ponte che combina il pasticcio e Cagnelutti ne approfitta in agguato alle spalle del giovane portiere carlinese e la Gemonese fa poker. Ho lasciato gli effetti di fondo della Dacia Arena con il Poma che ha ricordato e salutato anche il gol di Igor Cagnelutti, con cui, se mai fosse ancora aperta, la Gemonese mette la parola fine su questa partita e inizia la festa, la torsida giallorossa in quel di Gemona, ma già qui alla Dacia Arena i tifosi pedemontani stanno per scatenarsi, per gridare al cielo dello Stadio Friuli tutta la propria gioia. Il presidente Pretto ormai sembra Sandro Pertini ai tempi del mondiale 82, ha fatto anche il segno di no, non ci prendono più. Non vedo l'ora di andare a sentire dalla viva voce del patron pedemontano le sue emozioni. Adesso la Gemonese vuole dare la passerella anche al secondo portiere Emiliano Concin, che è pronto a calcare il terreno della Dacia Arena, anche per
regalare la standing ovation per Omar Tusini, che oggi ha parato 2 rigori. Cerdis Buzzane però non ci sta, Fabro la gioca ancora. Siamo già nel secondo minuto di recupero, vediamo se ci potrà stare se ci sarà il tempo per il cambio. Sembra di sì, ed eccolo dunque il cambio, entra Emiliano Concin. L'emozione per il 39enne portiere pedemontano di calcare il terreno di gioco. Vedete, non vedeva l'ora di prendere posto tra i pali, era già in mezzo al campo. Il signor Balducci gli ha detto: così, con calma, aspetta il tuo turno. Fai prima uscire Omar Tusini, che si prende gli applausi di tutta la tribuna della Dacia Arena. Momento, sentitelo, l'applauso della Dacia Arena, gli abbracci per Omar Tusini e Emiliano Concin. Vive l'emozione di giocare nello stadio e tra i pali di Orestis Karnetzis, di Simone Scuffet, nei pali che furono di Samir Andanovic, di Morgan De Santis, di Gigi Tucci, tutti i grandi portieri. Insomma, adesso non fatemi tornare indietro con la memoria, i grandi numeri 1 bianconeri che hanno difeso la porta dell'Udinese. Anche Concin adesso può dire di aver giocato alla Dacia Arena. Applausi anche per Emiliano, classe 78, ricordiamolo. Ho perso il conto dei minuti di recupero, non so quanti siano, perché non ho visto la segnalazione. Siamo comunque nel 4° minuto di recupero a questo punto. Il tassametro è sempre in funzione. Alto pallone per l'autore del 4º gol gemonese, Igor Cagnelutti. Sulla spazzavia, telecamere puntate sull'arbitro signor Balducci, perché attendiamo solo il suo triplice fischio finale. Da un'occhiata anche al suo cronometro. Viste tutte le sostituzioni, almeno 4 minuti ci possono stare, per cui potrebbe arrivare ora il fischio. Vediamo un po', scade anche il 4° ed eccolo qua. Il signor Balducci dà il via alla festa gemonese. I giallorossi vincono anche la Supercoppa di eccellenza in Friuli Venezia Giulia, superando con un rotondo 4-0 il Charlins Muzzane alla Dacia Arena. Tripletta di Marco Nardi, 4º gol gemonese di Igor Cagnelutti, e la festa è tutta giallorossa.